Buonasera, ben trovati a un'altra puntata di Screenshot, affari puntati questa sera sulla sicurezza. Siamo in compagnia di Raffaele Padrone, segretario provinciale per Pordenone dell'FSP Polizia di Stato, il sindacato della Polizia, uno dei sindacati. Buonasera Padrone, insomma abbiamo visto, arriva l'estate, è un momento sempre particolare perché naturalmente sono ripartiti gli eventi, insomma c'è molta più aggregazione e le città rimangono anche un pochino più svuotate perché le persone vanno in ferie. Abbiamo visto anche episodi importanti, l'ultimo insomma una mega rissa a Lignano Sabbiadoro, altri episodi di violenza soprattutto che riguardano anche lo spaccio degli stupefacenti. Insomma l'attività delle forze dell'ordine deve in questo momento tenere alta la guardia. Ecco, come vi apprestate, come si appresta la polizia a affrontare questo periodo estivo? Beh, questo è un periodo, come diceva lei, di alta tensione, soprattutto per quanto riguarda il controllo del territorio. Mi permetto di parlare di tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, che poi è lo specchio di quello che succede in tutte le spiagge d'Italia. È ovvio che quello che è successo a Lignano non è una cosa carina, ma come sto dicendo in questi ultimi giorni dopo quell'episodio, questi episodi si rincorrono di anno in anno. Siamo però in un momento in cui usciamo e anche i giovani escono da un periodo veramente di lockdown, quindi questa voglia di fare un po' di più, questa voglia di partecipazione, ecco che però porta e sfocia poi in episodi tristi, perché è andata bene così, c'è stato solo un ferito fortunatamente, non ci sono stati feriti per quanto riguarda le forze dell'ordine e di questo sono più contento, scusatemi, ma sono più contento perché poi quando un collega si fa male si paga le cure, si paga la degenza in ospedale e quindi purtroppo devo dirlo che mentre il ragazzo si diverte il collega sta lavorando. Questo è però un episodio, dico, che mi auguro che sia chiuso in questa maniera, è però un episodio che mi fa ripensare in questi anni ogni volta l'estate. Io fui aggregato negli anni 97 a Lignano, 98 a Jesolo e noi avevamo di questi episodi, ne avevamo uno ogni sabato sera. Perché? Perché i giovani bevono, escono dalla discoteca, prima di entrare in discoteca, se pensiamo solo che una volta le discoteche, ai nostri tempi, direttore, a mezzanotte, non dico chiudevano, ma si mettevano i lenti, oggi questo a mezzanotte l'una si entra in discoteca. Possiamo capire che noi possiamo chiudere i bar, cioè nel senso che non possiamo dare alcolici, ma arrivano già alterati, quindi per futili motivi, ecco che sfociano queste risse e a volte diciamo anche più violente, con persone ferite e magari se scappa anche qualcosa di più grave, se esce un coltello, perché vedete quello che è diverso dagli anni 80 ad oggi è cambiata l'etnia dei ragazzi, c'è un mix di persone con culture diverse. Come si può potenziare il controllo e poi arriveremo anche al tema insomma, delle forze messe in campo insomma, sulle nostre spiagge, sulle nostre città in un momento in cui, come dicevo prima, magari c'è meno attenzione, c'è più propensione al divertimento e magari anche i delinquenti approfittano proprio del periodo. Ma guardi, torniamo sul punto dolente, no? Voi mi conoscete, il problema è sempre numerico, il numero delle forze dell'ordine non è quello del 1985-86 quando mi sono arruolato io, ma è un numero che sta andando veramente a scendere, a scemare e quindi il campo, in campo mettiamo del numero di forze che ormai non è più alla pari. Guardate, c'è un grande deficit. Noi, lo dice anche il signor capo della polizia, l'ha detto anche a Pordenone quando è venuto a trovarci, cioè abbiamo un organico di circa 30.000 uomini in meno nei prossimi anni e il Friuli Venezia Giulia, che è una piccola regione confronto ad altri, chiaramente subisce questo grande numero
E quindi cosa volete? È aperto il nuovo commissariato, il commissariato che viene aperto ogni anno nel periodo estivo a Lignano, e il numero sono 23 uomini che non sono H24-23, H24 saranno 4-5 a seconda di come vorrà disporre il questore di Udine, se 2 o 3 macchine, quindi passiamo da 4 o 6 uomini. Cosa significa? Significa che in una rissa come quella di ieri non riusciamo a far fronte comunque. Cioè, io non vorrei che si pensasse perché adesso al commissariato a Lignano c'è la polizia. C'è una partecipazione importantissima con le altre forze di polizia. E questo è importante perché dobbiamo ringraziare questa collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, con la Polizia Municipale, col Sindaco che mette in gioco i suoi uomini, quindi una grande collaborazione, però ahimè un numero che sicuramente non fa fronte al numero dei partecipanti a una rissa. È vero che la rissa partiamo, come dice il codice, da 3 a 5 uomini, però credo che 5 ragazzi non c'erano, forse c'erano qualche numero in più decimale. Decisamente erano in molti. Per quanto riguarda i rinforzi, sono arrivati nelle 4 questure della nostra regione alcuni uomini. Possono dare una mano, insomma, intanto quali sono i numeri di questi rinforzi che sono arrivati? Beh, anche qua si parla di rinforzamento degli organici delle questure e io sorrido. A me viene da ridere, perché quando si parla di rimpiazzare e di rinforzare, significa rinforzare un organico. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia non è così, perché e soprattutto, adesso vi spiego, per la città di Pordenone, sono arrivati praticamente 88 nuovi agenti. Da quando? Dal 2 di luglio a oggi sono arrivati 88 nuovi agenti. In regione? Sono 28 a Gorizia, perché Gorizia ha anche, attenzione, Gorizia non è che siano arrivati solo per la questura, sono arrivati 28 nuovi agenti perché hanno anche un centro di accoglienza. Poi 26, perché prima lì c'erano le persone aggregate, quindi hanno tolto gli aggregati, hanno pensato bene di mettere 28 persone in più. 26 alla questura di Trieste, che sarà distribuita chiaramente tra stradale e il vario commissariato, e poi c'è 26 persone a Udine per la polizia, anche per la polizia di frontiera, e ahimè arriviamo a Pordenone, nella quale sono arrivate solamente 10 persone, ma non diversamente a quanto è accaduto nelle altre questure, che sono arrivate tutti bei ragazzotti muscolosi di 20 anni, 23, 24 anni, qua sono arrivate 5 persone già in servizio da 10-15 anni, quindi dei giovani sono arrivati 5. Se noi teniamo presente che uno è andato via, a Pordenone sono arrivate 9 agenti e un funzionario. Sì, insomma, numeri esigui, anche perché insomma, dobbiamo mettere in conto che dall'altra parte, per ovvi limiti di età, ci saranno anche delle persone che escono quest'anno. Sì, direttore, lei fa bene a ricordare questa nota dolente, soprattutto a Pordenone. Io parlo di Pordenone, dove ho in mano chiaramente una situazione più reale, e guardate che nelle altre città è uguale, perché conosco Gorizia un po' di più, lì sono arrivati 28 ma vanno via a fronte di 8 che vanno via. A Pordenone quest'anno dal 1° di gennaio al 30 di dicembre andranno via 38 persone. Nell'arco del 23, 24 e 25 saranno 75 le persone che andranno via dalla città di Pordenone, ma questi, attenzione, sono quelli che hanno i 60 anni, quindi l'età massima, andranno via per pensione di vecchiaia. Poi ci sono tutti quelli che si aggiungono per queste problematiche, questi regali che ci propina, questi annunci che ci fa il governo quando dice che toccherà le pensioni. Toccherà le pensioni, se non tocca le pensioni tocca una serie di articoli che sono istituzionali per la Polizia di Stato, va bene, e quindi cosa succede? Che per paura
E per logica chi ha 57, 58 anni e ha già 34, 35 anni di servizio prende e se ne va. Quindi pensate che solo di quelli che devono andare via, allora diciamo così, che devono andare via, che saranno cacciati, sono 75. Quindi io credo che a Pordenone 75 non le manderanno mai. Mai, perché in 3 anni noi, è vero, c'è stato un piano di rafforzamento e io sentivo anche in altre interviste i questori precedenti all'attuale, che chiaramente di cui condivido gran parte del suo pensiero, e chiaramente fa il pane con la farina che ha anche lui, per garantire quello che è la sicurezza in strada. Però, come dicevo, gran parte di queste persone se ne vanno proprio perché hanno paura di un futuro, e questo è il futuro che la politica non ci dà, soprattutto per quanto riguarda la nostra provincia. Grazie, allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Ha accettato il questore, i questori, e poi abbiamo proprio sentito il questore di Pordenone. Allora dopo la pubblicità vi proponiamo anche le sue parole per capire anche come questi agenti come poi verranno impiegati. Restate con noi, a tra poco. Di nuovo insieme con Screenshot in compagnia di Raffaele Padrone, segretario provinciale di Pordenone dell'FSP Polizia di Stato. Insomma, abbiamo toccato un po' quelli che sono i temi principali nella prima parte di trasmissione, ovvero i nuovi rinforzi ma anche le persone che se ne vanno. Lo diceva prima, insomma, i rinforzi sono arrivati nelle varie questure. Noi abbiamo sentito il questore di Pordenone Luca Carocci, intervistato da Alberto Commisso, e insomma sentiamo le sue parole a fronte di questi arrivi. Signor Questore, tempo di tirare sospiri di sollievo dalle parole ai fatti, perché era stato annunciato l'arrivo di nuovo personale in questura a Pordenone. Detto fatto, arrivati i nuovi agenti, ecco che cosa si prova e soprattutto come verranno impiegati. Sì, infatti era nel piano di rafforzamento previsto dal Dipartimento per le varie questure d'Italia, Pordenone rientrava tra le questure che dovevano ricevere appunto un potenziamento d'organico. Sono arrivati 10 agenti, di cui 5 appena usciti dalle scuole che stanno terminando il corso di formazione, e altri 5 invece sono trasferiti da altre sedi di servizio, quindi personale che già era entrato come effettivo e che stava prestando la sua opera. Adesso vediamo, ovviamente io do sempre molta importanza e molto risalto al territorio, quindi alla nostra presenza sul territorio, alla nostra visibilità nei confronti dei cittadini, e quindi è chiaro che buona parte di loro saranno impiegati proprio nel servizio di controllo del territorio. Quali sono i reati maggiormente odiosi che vanno per la maggiore, sui quali polizia e le altre forze dell'ordine stanno prestando maggiore attenzione in questo momento? Sì, al di là di un'attività di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti che è presente anche, e come già ho avuto occasione di ribadire in altre circostanze, noi adesso ci stiamo particolarmente impegnando anche con un'iniziativa che è partita proprio domenica scorsa per sensibilizzare le persone anziane, che sono diciamo quelle più fragili della popolazione, contro i tentativi di truffa che purtroppo spesso vanno a buon fine, e che sono dei reati particolarmente odiosi proprio perché si approfitta della disponibilità e della buona fede degli altri, di persone anche emotivamente più deboli come sono gli anziani. Ecco, parlava appunto di anziani, la polizia c'è sempre, no? E soprattutto il territorio parla. Che cosa racconta questo territorio? Se dovesse magari scrivere un libro, che cosa riporterebbe in questo libro? Per sentito dire appunto da parte anche dei cittadini che direttamente conferiscono con la polizia. Beh sì, innanzitutto noto, e questa è una cosa che ci fa molto piacere, la grande attenzione che hanno i cittadini, la grande collaborazione che hanno con noi. Cioè qui il cittadino segnala presenze sospette, segnala degli eventi, delle cose che non vanno bene, che ci possono essere prodromiche per i reati più gravi. Questo ci fa molto piacere, perché io dico sempre, noi non possiamo essere ovunque, ma il cittadino sì, e quindi è chiaro che le segnalazioni che ci arrivano per noi sono importantissime, perché ci consentono di intervenire laddove c'è bisogno.
E poi ecco, è una città che anche sulla base di quello che è il riscontro che ho avuto con l'iniziativa delle truffe agli anziani, che ha la necessità proprio di essere informata, di essere sensibilizzata su alcune problematiche, su alcuni reati che comunque vengono commessi anche nella nostra provincia, su questo non c'è dubbio. Per concludere, signor Questore, sono arrivati 10 agenti, da qui ai prossimi mesi sono previsti altri rinforzi per quanto riguarda questo, anche perché i pensionamenti sicuramente ce ne saranno. E gli pensionamenti ci sono perché l'anagrafe è impietosa e il tempo passa, su questo non c'è dubbio. Ma sì, chiaro che ci sarà previsto di nuovo un arrivo di agenti, non nell'immediatezza perché ormai questi vanno a coprire credo tutto il piano di potenziamento del 2022, ma per il prossimo anno sicuramente il Dipartimento predisporrà un nuovo piano di assegnazione di agenti nelle varie questure, e Pordenone faremo di tutto perché ovviamente come questa volta sia ricompresa in quelli che hanno bisogno di avere altre assegnazioni. Insomma, padrone, queste le parole del questore Luca Carocci, che insomma fa capire che per quest'anno non arriverà nessun altro, insomma le forze che ci sono verranno impiegate al meglio. Beh sì, ripeto, condivido gran parte del pensiero del signor Questore, il dottor Luca Carocci. Come dicevo prima, chiaramente lui fa il pane con la farina che ha. È ovvio che non possiamo non accettare, anche perché il Dipartimento è molto chiaro su queste cose, cioè prima il territorio, prima la sicurezza del cittadino e poi il resto. È ovvio che però dobbiamo vedere anche qual è la carenza nei nostri uffici. Noi abbiamo grandissimi problemi all'interno degli uffici. Guardate che molte volte il personale dell'ufficio fa il suo e poi il pomeriggio va a fare l'altro. Gli eventi che sono rinati, perché è giusto così, la città rinasce, però a guardia di questi eventi purtroppo non è possibile vedere un concerto in altri stati e vedere che ci sono 5, 6, 7 poliziotti. Noi se facciamo un concerto di un certo valore, di un certo spessore, siamo costretti a portare più personale in concerto, più personale in ordine pubblico, perché dobbiamo garantire una sicurezza. Perché? Perché noi in Italia abbiamo delle leggi che non ci tutelano, ma non tutelano neanche il cittadino. Allora cosa succede? Succede che per far star calma la gente abbiamo bisogno di far vedere che c'è tanta polizia. In altri stati non è così, perché se uno sbaglia viene castigato sul posto e il resto viene castigato in ufficio. Noi non possiamo castigare né sul posto, ma con ragione. Che con i dovuti metodi. Certo. È certo che non si pensi a reati di tortura, che non si pensi intervenire, noi non abbiamo protocolli di intervento. A proposito di questo, come sta andando col taser, che è già insomma in dotazione anche la questura di Pordenone, anche le altre questure già da un paio di mesi, ecco, insomma. Ma questo è uno strumento che chiaramente ci ha dato la possibilità di non avere direttamente un contatto con la persona che va in escandescenza. Chiaramente anche qui ci sono dei protocolli che fanno ridere. Cioè, voglio dire, qualcuno avrà visto sicuramente dei filmati di altri stati. Beh, guardate che se noi utilizziamo il taser bisogna prima avvisare il pronto soccorso e dire che stiamo per utilizzare il taser. Dobbiamo avvisare la persona e dobbiamo usare tutte le disposizioni imposteci dal Dipartimento, ma quello dobbiamo avvisare gli ospedali, guardate che noi abbiamo bisogno di un'ambulanza perché fra poco ma vi rendete conto le tempistiche di intervento? Cioè siamo nel ridicolo in Italia e non siamo salvaguardati, perché poi il collega risponde in sé, risponde direttamente alla procura, oltre poi magari a una sanzione disciplinare. Ma dove vogliamo andare con queste regole? Ma dove vogliamo andare? Cioè, guardate, è una cosa... Poi io vedo, no? Noi abbiamo qui la base di Aviano. Ecco, pensate
che torniamo al discorso dei colleghi che vanno in pensione e del numero dei colleghi all'interno della provincia di Pordenone. Beh, guardate, noi stiamo aggregando per la vigilanza al territorio americano, quindi la base USA, grazie alla guerra di qualche pazzo che si scatena, benissimo, noi abbiamo personale dell'antiterrorismo, no? I famosi UOPI, che avete visto sicuramente girare anche per la città, che ci danno una mano ovviamente nella vigilanza, aggregata una volta da Roma, una volta da Trieste, una volta da Napoli, una volta dalla Sicilia, ma vi rendete conto? Allora io dico al Dipartimento, questi che comunque sono colleghi che vengono in trasferta e che siccome la politica parla sempre di costi, che il costo della sicurezza non deve essere considerato un costo ma un investimento, allora prendete, mandate altre 10 persone a Pordenone, visto che ci avete mandato 5 di una certa età e 5 giovani, mentre nelle altre province, come dicevo prima, 26, 28, tutti giovani. Allora, e facciamo un gruppo di antiterrorismo UOPI anche a Pordenone. Quindi il collega deve fare chiaramente il passaporto a chi ce lo richiede, poi le proteste, ma come il passaporto da qua a ottobre, e poi noi aggreghiamo le persone da fuori perché vengono qua. Ma è così, è il gatto che si morde la coda, perché noi non partiamo da qui e andiamo in Sicilia agli sbarchi, andiamo a Reggio Calabria per gli sbarchi, è una cosa, l'Italia veramente sotto questo aspetto. Allora, dal nord andiamo al sud, dal sud vengono qui, io non riesco a capire se la spiegazione me la date voi. Io dopo 31 anni di sindacato ancora non ho capito come funziona. E allora, grazie a Raffaele Padrone per la chiarezza e per averci anche aiutato a capire qual è, perché ci sono anche dei risvolti che magari noi non riusciamo sempre a comprendere, ce li ha fatti capire, e speriamo. Più che altro le difficoltà della gente che chiama, benissimo, abbiamo parlato anche di questo numero NUE 112, abbiamo parlato e chiarito cercando di dire quali sono le necessità di intervento, che magari tante volte la gente non è contenta di noi. Io invece quando vado per la strada mi dicono meno male che ci siete, e di questo sono parzialmente grato alle persone che ci stimano, perché capiscono quali sono le nostre difficoltà, noi e chiaramente tutti gli uomini del comparto sicurezza, per non parlare poi dei grandi vigili del fuoco che per uscire con un camion devono aspettare che se ne rompa uno per fare un mix e trovare i freni e la frizione. Sì, in effetti le forze dell'ordine, grazie a Dio che ci sono, ma molto spesso lavorano, come abbiamo visto, anche loro nell'emergenza. Grazie ancora Raffaele Padrone per essere stato con noi, finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie a voi per averci seguito, arrivederci.